sempre di più, ormai viviamo una stagione difficile, ce ne stiamo accorgendo tutti come di fatto siamo in una guerra. 100 anni fa le guerre si facevano con i carri armati, con i soldati al fronte, oggi si fanno con le guerre commerciali. Le nostre imprese ovviamente soffrono come ne soffrono i consumatori. Negli ultimi 4 anni il costo del carrello della spesa è incrementato del 30%, molti consumatori ritengono che questa ricchezza sia stata trasferita agli agricoltori, non è così. Oggi il reddito degli agricoltori è sotto pressione, come lo è probabilmente anche quello degli attori di tutta la filiera agroindustriale. Dobbiamo lavorare per rafforzare la capacità di essere sempre più competitiva questa filiera che è fondamentale e strategica. Senza alimentazione non c'è futuro, come altrettanto sui temi dell'energia. Ci avviciniamo ad una legge di bilancio difficile, ci avviciniamo ad un momento in cui alcune scelte dovranno essere fatte e certamente come Confagricoltura mettiamo in questo momento già da subito il grande tema sia del costo dell'energia ma dall'altra parte la manodopera. La manodopera a livello globale sta diventando un problema, disponibilità e costo della manodopera. E credo che su questi due aspetti dovremo lavorare e farlo in una giornata come questa di dibattito, confronto come quella dell'Empaghi alla Casa della Previdenza Agricola mi fa molto piacere.